Questa è la Serie B-Win. 19ª giornata del campionato di Serie B-Win al Franco Ossola di Varese. Il Varese ospita il Grosseto. Varese lanciato dopo 3 vittorie consecutive, oggi cerca la quarta. Il Grosseto invece deve provare a muovere la classifica per provare a far punti e lasciare i bassi fondi della classifica. Tutto pronto per il calcio d'inizio, secondo Castrignano si può partire, ed è il Varese il primo pallone. Attenzione al Varese in attacco, il tacco di Martinetti per Enis Lazarevic, ci prova lui col destro. Ruba palla bene la squadra di Castori, Lazarevic punta il diretto avversario, ci prova col sinistro, vola Lanni, pallone in calcio d'angolo. Calcio di punizione battuta, centro area, attenzione alla torre di Neto. Damonte, pallone in rete, arriva il vantaggio del Varese, 1-0, il gol di Damonte, prima rete in questo campionato di Serie B-Win per lui. Ci prova ora il Grosseto con questo tiro da fuori, pallone che sfila. Cross in mezzo, colpo di testa, raddoppio, ancora lui, ancora Damonte. Il Varese si porta sul 2-0, doppietta del numero 5. Pomeriggio da incorniciare per lui. Cross di Zecchin, testa di Damonte, 2-0. L'arbitro dice che si può riprendere, comincia il secondo tempo. Il Grosseto deve recuperare 2 gol. Pallone dentro per Martinetti, a tu per tu con Lanni, 3-0. E qui il match si chiude in maniera definitiva. 3-0 per il Varese, ci vorrebbe un miracolo per la rimonta del Grosseto. Ancora Martinetti, ci prova lui, Lanni, questa volta non si fa sorprendere. Pallone conquistato dal Grosseto, solo per un istante, Martinetti dentro per Ebagua, ci prova con il destro, sul fondo. Lombardi vicini al poker con Ebagua. C'è spazio per una conclusione dal limite, Lanni, palla in calcio d'angolo. Attenzione, non ci sono più probabilmente le condizioni per giocare. È scesa improvvisamente la nebbia al Franco Ossola, da qualche minuto facevamo fatica a distinguere i giocatori in campo. Secondo Castrignano al 37esimo del secondo tempo non ci sono le condizioni per proseguire. Partita sospesa per nebbia sul 3-0 in favore del Varese. 35 giorni dopo l'interruzione per nebbia, Varese e Grosseto tornano in campo per concludere il match valevole per la 19ª di Serie B-Win, sospesa sul 3-0 in favore dei padroni di casa. Praticamente una formalità per gli uomini di Castori, che a meno di miracolosi ribaltoni potranno aggiornare formalmente la classifica e agganciare l'Empoli a quota 33 punti. Il boato dei pochi tifosi del Varese presenti quest'oggi. Qui attenzione però all'errore del Grosseto, allora Ebagua e arriva il gol del poker, 4-0 in favore del Varese. Ancora Ebagua in profondità, attenzione Ebagua, campo libero per il nigeriano, Ebagua, c'è la parata in 2 tempi da parte di Lanni e dà un senso al proprio match. Parte il traversone, attenzione Ebagua, palla che rimane lì, l'arbitro guarda il cronometro e fischia 3 volte, finisce 35 giorni dopo il match tra Varese e Grosseto, vince il Varese 4-0.